Siamo alla 14ª edizione, ma con una grande novità quest'anno. Sì, diciamo abbiamo, dopo tutti questi anni, avuto la situazione di avere un riconoscimento dalla Comunità Europea, che è arrivato proprio la settimana scorsa, che ha riconosciuto questa manifestazione degna di essere appunto annoverata tra quelle che patrocinate dalla Comunità Europea. Questo è, diciamo, il coronamento di tanti anni di lavoro, di portare avanti delle tradizioni locali, di portare avanti quello che è la nostra cucina, la nostra gastronomia, i nostri prodotti. Quindi, oltre che essere una festa, che ovviamente è anche una festa, è anche un modo per promuovere il nostro territorio, i nostri prodotti, e cercare per quello che è possibile di dare una mano anche sul rilancio proprio economico delle nostre vallate. Insomma. E come è organizzata la giornata? Ma diciamo che la giornata è tutto il giorno, è cominciato questa mattina appunto con la visita delle bancarelle, degli stand, e poi è proseguita col pranzo a mezzogiorno con i piatti tipici qui della nostra zona. Chi ha voluto mangiare nello stand della festa ha mangiato lì, chi ha voluto andare nei ristoranti che di norma hanno preparato dei prodotti anche, diciamo, intonati alla festività della ricasta. E poi oggi pomeriggio le attrazioni, l'asinello che tanto attira i bambini, l'albero della cuccagna, che è una cosa originale dei vecchi tempi, dove in effetti veniva molto usata, e adesso poi si è aperta la tradizione, è una cosa che abbiamo voluto ricreare, e poi le caldaroste, la musica, insomma ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, mi sembra che la gente sia contenta. Siamo con un volontario storico. Cosa sta succedendo qua vicino a lei? Sto cuocendo le castagne. E c'è una scritta speciale. Agricasta, è stato fatto apposta questo per cuocere le castagne da un amico, Gianni, che l'ha fatto apposta per cuocere le castagne, per far prima. Prima andavamo con la tradizionale padella, quella là in fondo, no? Adesso sono 2 anni che adoperiamo questo per fare un po' prima, per far meno fila alla gente. Adesso siamo a inizio giornata, ma l'anno scorso quante ne avete cotte in tutto il giorno? 12 quintali, 4, e 3 punti, 4 quintali per punto. Quindi buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ci può raccontare di cosa sono fatte queste ceste? Sono fatte di salice domestico, e quel solito salice che si usa più poco per legare le piante dell'uva, del vigna, e sono salici con la buccia e anche sbucciati, quelli bianchi sono quelli sbucciati, e ci sono anche quelli di fiume, però sono un po' più fragili, però si usano bene anche quelli lì. Di queste ceste qui sono tutti di questa zona qua, i salici? Sì, sono di questa zona, una parte mia e una parte prendo da altre persone, però sono tutti di questa parte qua. Più o meno quanto ci vuole, ad esempio, per fare questo fiasco? Questo fiasco l'ho iniziato stamattina, però mi sono anche un po', passa qualcuno, e allora ci vuole sulle 6 ore, 7, così, 6-7 ore ci vuole. E una cesta? E una cesta 5-6, un cestino medio da funghi, poi quelli più piccoli per le feste natalizie, allora quelli 2-3 ore si fa. Visto che è la festa della castagna, potrebbe raccontarci la ricetta del castagnaccio. Allora, per fare castagnaccio, prima cosa basilare, ci vuole la farina buona, possibilmente di castagne domestiche o segrete, oppure la gentile, quella tipica qua della nostra vallata, che purtroppo è in via di estinzione. Poi, fatto ciò, ci vuole un po' di pinoli, un po' di uvetta, e si mette a cuocere per circa mezz'oretta a 200 gradi e è pronto da servire, da mangiare soprattutto. Con l'olio buono? È un goccino d'olio buono e anche un po' di latte buono magari.
delle nostre mucche, della nostra valle. Purtroppo che quelle sono, insomma, ce n'è più poche. Ma ritornano. Speriamo. Siamo con un'azienda produttrice di mele biologico. Da quanto tempo esiste e quando è iniziato il tuo ingresso? Allora, la mia azienda, quindi Samuele Brizzolara, esiste da 5 anni a questa parte, però l'azienda apistica l'ho ereditata da mio padre, che invece è più di 30 anni che esercita questo lavoro, questa passione, e nel momento in cui c'è stata la scelta dopo la scuola di dire cosa fai da grande, ho provato a continuare ed a me mi è piaciuto e quindi ora ci sono fino al collo, si può dire. Sei entusiasta quindi della scelta? Assolutamente sì, anche se negli ultimi anni diciamo che la produzione è stata minore rispetto agli anni passati, è un arco di tempo che si fa fatica a farlo, ecco, più che altro. Non per problemi relativi alle malattie delle api, ma proprio per il meteo che ogni anno si presenta sempre negativo. Però sì, sono molto entusiasta perché è la mia passione, quindi lo faccio con molto piacere. Da quanto tempo è stata aperta la vostra azienda e dove siete ubicati? Allora, la nostra azienda è aperta da circa 2 anni e siamo ubicati nella località Allevaggi nel comune di Borzonasca. Prevalentemente ci occupiamo di lavorare i prodotti dei nostri animali allevati nella nostra azienda, che sono prodotti caprini. Produciamo taleggi, ricotte, stracchini, yogurt, tutto lavorato con prodotti praticamente biologici, possiamo dire. E com'è la giornata di un agricoltore? A che ora vi svegliate e a che ora finite? Allora, la giornata di un agricoltore è praticamente 7 giorni su 7, 24 su 24, è sempre la stessa. Ci alziamo verso le 6 del mattino, mangiamo in stalla i nostri animali, prevalentemente a mano, li mangiamo a mano e sottolineo a mano soprattutto per la fatica del lavoro. E una volta munto si lavora subito il latte, perché il latte deve essere fresco e più possibilmente buono, se è più fresco è buono. E niente, lavoriamo il formaggio e una volta lavorato lo imballiamo o lo mettiamo nelle nostre stanze di stagionatura e poi alla sera portiamo le capre al pascolo in modo che mangiano prodotti naturali come razze, edera, castagne, e facciamo anche pulire un po' il territorio, i nostri boschi, e poi li portiamo in stalla per la mungitura e per rifornirli del nostro foraggio e farle mangiare a fine serata. Oltre alla castagna, in questa festa c'è anche presente formaggi, produzioni tipiche e anche la nocciola. Sì, la nocciola misto Chiavari, che è stata riscoperta in questi ultimi anni tramite il lavoro della Camera di Commercio e di alcuni produttori sia agricoli che di trasformatori come in questo caso noi, e che vuole valorizzare una produzione che stava andando in abbandono. Anche a Borzonasca? Sì, anche a Borzonasca ci sono alcuni produttori che poi conferiscono le nocciole alla cooperativa agricola Isola di Borgonovo e poi la dà a noi produttori, diciamo noi trasformatori, per fare dei prodotti che sicuramente hanno qualcosa in più che la nocciola, diciamo, classica che si conosce. Chi ha organizzato questa giornata e da quanti anni siete attivi? Allora, siamo attivi da 14 anni. È nata con l'amministrazione di Ivo Pattaro ed è nata tra me e il consigliere comunale che lavorava con me, ragionier Curotto, che abbiamo voluto ricalcare una festa che c'era negli anni 50, era la festa dell'uva. E mi avevano dato questa idea, ma siccome uva da queste parti non ce n'è più, abbiamo trasformata con la festa esaltando la castagna, ma non solo quello, perché è una manifestazione che riguarda la cultura, la musica, la gastronomia, l'arte e poi si svolge in tutte le parti del paese, in tutte le piazze, in tutte le strade. E di conseguenza è stata, come avrete già sentito, è stata rivalutata anche dal Parlamento europeo, ma è riconosciuta come una festa particolarmente coinvolgente. Gli altri anni più o meno quante persone venivano? Guardi, hanno detto che siamo arrivati dal primo anno che erano sulle meno di 2000 persone,
I carabinieri un anno hanno detto che siamo arrivati a 5.000, io non li ho contati, però superiamo sempre 3-4.000 sempre. La cosa bella è che sono di tutte le età. Sono di tutte le età e poi abbiamo l'aiuto del comune di Mezzanego che ci consente il posteggio anche nelle loro strade. Abbiamo bus navetta pagati da nostri sostenitori, posso nominare il nome? La ditta Miralago che ha una centrale idroelettrica qui a Borzonasca che ci paga 2 bus navetta, per cui da Mezzanego a Borgonovo, a Borzonasca ci sono i bus navetta gratuiti. Abbiamo sempre avuto la collaborazione di vari patrocini, da vari collaboratori. Se devo nominare, anche i Leudi fanno la loro parte perché consentono. E poi ci sono anche tanti volontari. Poi abbiamo la ditta Longinotti Ascensori che ha pagato le radio. Abbiamo il consorzio dell'ospitalità che ha collaborato con la farina di castagna. Abbiamo il parco che ha fatto la mostra micologica. Però ricordiamoci che quando l'abbiamo fatta nascere abbiamo ritenuto necessario fondare un comitato. Il comitato l'ha fondato il collega che allora era consigliere ed è diventato presidente del comitato di promozione e sviluppo solo nato per l'Agricasta, perché altrimenti da soli non ce la faremmo. Allora il comune fa la parte amministrativa, batto cassa dove posso, collaboro con i giornali, con la pubblicità, con le richieste, con le affissioni. Loro ci mettono le mani. È proprio come l'apologo di Menenio Agrippa, senza di loro io non potrei fare niente, loro senza di me, cioè siamo una rete di comune, comitato, volontari, aziende e sponsor. Sì. In bocca al lupo e allora alla prossima edizione. Alla prossima edizione. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Yes, I can.
No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes! I can. Passare dalla cultura della disabilità a quella dell'abilità. Beh, il concetto fondamentale che oggi deve passare quando si parla di disabilità è proprio quello di cercare di eliminare quelle 3 lettere, quel dis, e cercare di passare a quella che è proprio la cultura dell'abilità. Perché? Perché questo servirebbe comunque sia alle persone che alla società stessa. Vuol dire che ogni persona, nella condizione in cui si trova, può diventare risorsa per la comunità. E nel passato molto spesso le persone con disabilità venivano viste come un peso. Ecco, questo non deve più esistere. Abbiamo visto un filmato incredibile. Yes I Can è stato considerato uno dei più bei filmati promozionali di giochi olimpici e paralimpici, quindi non soltanto per i giochi paralimpici. È un filmato che è stato fatto da Channel 4, la televisione britannica che trasmette da Londra 2012 le Paralimpiadi. Channel 4 ha investito moltissimo sulla Paralimpiade, tanto che la Paralimpiade ha avuto un successo enorme a Londra e ha fatto dire al presidente di BBC allora che il più grande errore che era stato fatto da BBC, che aveva appena trasmesso le Olimpiadi, era stato quello di aver rinunciato alle Paralimpiadi. Il più grande errore della storia di BBC, quindi pensiamo che storia ha BBC. Ecco, quel filmato, Yes I Can, è l'esemplificazione della cultura dell'abilità. Invito tutti a vederlo, si trova su YouTube molto facilmente ed è molto bello. Dicevi che i grandi eventi condizionano poi, modificano il modo di pensare, di fare su un determinato territorio, nazione. I grandi eventi cambiano la percezione, i grandi eventi sportivi in questo caso cambiano la percezione della disabilità. Lo sport paralimpico insieme all'arte è quello che permette maggiormente di incentrare l'attenzione sulle abilità e non sulla disabilità. Avere un grande evento sul territorio vuol dire trasformare urbanisticamente la città, le barriere architettoniche, tanto per fare un esempio, ma non è il più grande, ma permette anche di far crescere una cultura nuova all'interno delle città e dei paesi. Pensiamo solo ai più piccoli che vedono gareggiare i grandissimi campioni paralimpici, quando diventeranno grandi non vedranno più una persona con disabilità come una persona che non può fare delle cose, ma che ne può fare e di altissimo livello. Mi colpiva questo dato, che il 90% dei bambini con disabilità non ha accesso a un'educazione formale. Cosa significa? Si parla più di stime che di numeri reali, perché non sappiamo neanche quante siano le persone con disabilità nel mondo, ma anche in Italia. Però la stima è quella e nasce dal fatto che la maggior parte delle persone con disabilità si trovano nei paesi in cerca di sviluppo e proprio per quello non è assicurata, non solo non sono assicurati i servizi essenziali, ma non è assicurata neanche un'educazione formale, cioè la possibilità per i bambini di andare a scuola. Questo è un dato molto significativo per quei paesi, ma è significativo anche nei paesi industrializzati, nei paesi occidentali. Spesso il tasso di abbandono, la percentuale di abbandono di ragazzi e ragazze con disabilità è più alta rispetto alla percentuale di abbandono di ragazzi e ragazze senza disabilità.